Buona serata cari telespettatori, ben ritrovati in nostra compagnia con i nostri ospiti ad affrontare diverse tematiche e iniziamo con una questione che è estremamente importante, con risvolti sociali ma non soltanto di grande peso, parlando supportati dall'FNP CISL di gioco patologico, dipendenza dal gioco in generale, ludopatie. Lo facciamo con degli esperti, abbiamo Ivano Cavallin, segretario regionale dell'FNP CISL del Veneto, grazie di essere ritrovato qui con noi. Buonasera. E col dottor Ermanno Margutti, Chiama e Vinci ULSS 3 Serenissima, grazie dottore, psicologo, psicoterapeuta, responsabile scientifico del progetto appunto Chiama e Vinci, che è un piano aziendale di attività per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo dell'ULSS 3 Serenissima veneziana, responsabile delle sedi di Venezia e Chioggia del servizio per le dipendenze del SERD. Premesso che poi ci sono vari progetti, c'è anche l'ULSS 6 che ne fa uno, lo dovrà avviare, quindi chi ci segue in ogni luogo, in ogni città ci sono i SERD che funzionano con dei professionisti, quindi rivolgersi se capirete di che cosa si tratta, avete questi dubbi che chi vi è vicino possa essere incappato in questa situazione o voi stessi. E allora incominciamo. FNP CISL, perché? Perché parlare di questo tema che è un po' scomodo? Ne parliamo perché il fenomeno diciamo della patologia da gioco d'azzardo è in espansione. Non è in sé un dato diciamo, che può essere considerato nuovo. Da tanti anni la possibilità di giocare è talmente varia e talmente ormai diversificata che rappresenta una fonte, diciamo, anche di attrazione. Ciò che ci preoccupa e che stiamo sempre più, diciamo, monitorando è che c'è un fenomeno conosciuto da tutti: la popolazione anziana cresce. Cresce però accanto alla popolazione anziana tutta una serie di questioni legate all'invecchiamento, che sono quelle diciamo della fragilità, che è quella dell'isolamento, della solitudine, ed è quella anche, diciamo, di una capacità, diciamo, ridotta molte volte di fare scelte oppure frenare determinate scelte che portano a una situazione, diciamo, di deriva, ecco, usiamo questo termine. Perciò abbiamo pensato che parlarne soprattutto con persone esperte, e ringraziamo il Servizio Sanitario Nazionale che ci mette a disposizione questa preziosissima collaborazione, sia quella di dire: noi ci siamo, vogliamo sviluppare, diciamo, possiamo dire insieme, anche se quello che possiamo fare noi è sensibilizzare i nostri associati, parlarne nelle nostre riunioni, portare all'interno diciamo dei nostri direttivi, distribuire materiale, portare anche una cultura che faccia passare il gioco, la patologia, come una malattia, non come una forma anche in sé molto usata dai pensionati, che vede il gioco come svago, come possibilità molte volte anche di passare qualche ora in compagnia, perché sono due questioni nettamente diverse. La patologia che noi intendiamo, che viene intesa, va combattuta attraverso azioni, mentre il gioco, diciamo, quello che si fa, quello tradizionale per così dire, invece viene visto come una forma anche tante volte accettabile, che può essere utile. Certo. Mettersi a giocare a carte in compagnia di altri amici, eccetera, con certe modalità fa anche bene, insomma, certamente, aiuta la mente ad stare sveglia, a socializzare, quindi quello è positivo. È il grande isolamento in cui si precipita quando si va a giocare in certi ambiti, o per conto proprio oppure in modo compulsivo. Adesso sarà il dottore che ci spiegherà tutto quanto. Certo. Allora, ci sono dei dati allarmanti, vero dottore? Ce li vuole illustrare? Confermo. Voi immaginate... E la premessa di supporto di Cavallini è stata molto... Allora, parliamo dall'aspetto economico, che è il fil rouge che tiene tutto il discorso sul gioco d'azzardo, anche è il primo indicatore. C'è un giro d'affari
nel 2023 di 150 miliardi di euro. Se immaginiamo che la spesa di sanità pubblica sono stati 131 miliardi, quindi fate il paragone. L'uno che è la spesa sulla sanità per guarire e per curare, e l'altro invece per fare ammalare. Perché il disturbo... Per far ammalare, bravo, questa è una cosa che deve far riflettere. Certo, perché di fatto anche chiamarla ludopatia è un termine edulcorante, cioè addolcire qualcosa invece di molto più grave, che si chiama disturbo da gioco d'azzardo, che è un disturbo psichiatrico. Possiamo dire che è un disturbo del cervello. Il cervello comincia a funzionare in maniera completamente diversa da prima. Ecco, se lei dice queste cose, che infatti voglio entrare sempre di più, chi ci ascolta e magari gioca d'azzardo, oppure ha il genitore, nonno che gioca d'azzardo, dice ma se sta benissimo, non ha un problema psichiatrico, non ho un problema psichiatrico, ma cosa sta dicendo? Prima reazione. Sì. Spieghiamo invece come la genesi, cioè come si origina questo problema, questa patologia, come si innesca, perché altrimenti le persone tendono subito a mettere le mani avanti, no? Chiaro. Cioè è chiaro che non si diventa affetti da disturbo a gioco d'azzardo in un giorno, in un mese. È un percorso, un iter che il giocatore, la persona fa, in particolare il suo rapporto con il gioco. Il gioco d'azzardo è sì un gioco, tra virgolette, ma è ben specifico, è differenziato dai giochi che normalmente si fanno dalla tenera età fino all'età adulta. C'è sempre l'aspetto che c'è la puntata, quindi soldi per giocare. Questa puntata è irreversibile, quindi non si può tornare indietro, e soprattutto la vincita, quindi le conseguenze, è dovuto al caso. Non c'è nessuna capacità, in qualche modo, di gestire la giocata. Cioè, se lei gioca, io gioco, giochiamo tutti quanti, non possiamo prevedere quanto vinciamo, se vinciamo e quando. E questo non genera preoccupazione, ma dà una sorta di ebbrezza. Eccitazione. Alla base del gioco ci sta l'eccitazione. Quindi serotonina, dopamina. Dopamina soprattutto. Dopamina. Soprattutto. La dopamina è quella sostanza, è quell'ormone, quel neurotrasmettitore che ci fa sentire bene finché facciamo qualcosa. Quando noi stiamo facendo qualcosa e ci piace, è la dopamina che stiamo secernendo. Cosa significa questo? Che se ci piace tendiamo a ripetere e aumentare la frequenza. A prescindere dal fatto che uno vinca o meno. A seconda, sì, che vinca o meno, sicuro c'è un'eccitazione del gioco, però la vincita dà quel forza in più a questo meccanismo. E la perdita? La perdita, benissimo. Io non Perché gioco, si perde per lo più. Lei non gioca, noi non giochiamo, penso, oppure chi lo sa, comunque nessuno di noi gioca. Cosa significa questo? Che se anche abbiamo giocato una volta, abbiamo perso, il nostro cervello ci dice non ripetere. Cioè un cervello che funziona riesce in qualche modo a che cosa fare? A pianificare, cioè ad avere ben presente quali sono le conseguenze del proprio comportamento. Se io gioco e perdo, perché ripetere, perché giocare di nuovo? La patologia entra in quel momento in cui dico, io perdo, ma mi devo rifare, ok? Quindi rigioco, vinco un poco e ritengo che cosa? Che la vincita non sia sufficiente per recuperare i soldi spesi e rigioco. È un meccanismo perverso in cui effettivamente aumenta la spesa, diminuisce chiaramente sempre di più la vincita, e entriamo in questo meccanismo di cui non riusciamo a fermarsi. Cioè è la compulsività. La compulsività è quando noi non riusciamo a fermarci su un comportamento disfunzionale, che non ci serve, che non ci è utile, che non ci fa stare bene. Però chi va a giocare, che va in questi luoghi, che stiamo vedendo appunto le immagini, ma non solo, magari si mette anche per conto, insomma ci sono tantissime modalità di gioco d'azzardo, non d'azzardo, quello che è. La risposta la trova, no, non è vero, lo faccio perché così mi riempio un'ora o due della giornata, mi sento solo, mi dà quella voglia di reagire, di vivere. Viceversa, quando non possono farlo, c'è stato un periodo, anche durante il Covid, in cui era molto difficile,
cadevano in depressione, nervosismo, comportamenti strani, fastidio, aggressività anche. Giusto, è proprio così, è proprio così. Questi che lei ha citato sono i sintomi, i segni per cui una persona comincia a cambiare rispetto a quello che era. Ci sono 3 filoni di sintomi che sono, uno in particolare è l'ammanco di soldi. Il primo segnale è che mancano soldi, cioè sono spese ingiustificate. Non si capisce dove vadano tutti quei soldi. Per capire quindi cosa sta succedendo. Esatto. La seconda Famiglia. è il cambio d'umore. La persona diventa più nervosa, più irritabile, più aggressiva. Le cose che lei ha Uomo detto o donna? non Che non cambia. facciamo distinzioni. I cervelli sono un po' diversi fra uomo e donna, ma su questi aspetti siamo simili. Sono meccanismi subcorticali, è il cervello profondo che ci fa, come dire, sentire l'ebbrezza della vita. Ma c'è l'altro cervello, che è quello più evoluto, che è la corteccia, che serve a controllare l'aspetto pulsionale. A un certo punto non funziona più questo controllo superiore. È come se noi perdessimo i freni. Stiamo guidando, ci piace, a un certo punto ci piace correre, ma perdiamo il freno. Inibitorio. Non riusciamo più a fermare, a chiudere ed andarci dalle slot o dal gratta e vinci, da questi giochi. Abbiamo le categorie di vulnerabilità, non tutti siamo vulnerabili. Alcune fasce, alcuni soggetti sono più vulnerabili di altre. Ma ecco, qui adesso stiamo, come spiega certificato bene il segretario, parliamo agli anziani perché gli anziani in modo particolare potrebbero essere più fragili anche dal punto di vista economico. Ci sono pensionati che potrebbero star bene, invece bene poi non stanno, e perché vivono una situazione che predisposizione alla solitudine ed è più facile avvicinarsi a questo, però coinvolte sono anche altre fasce, no? Certo, Quindi certo. questo. Prego. Sì, da quello che noi abbiamo avuto modo di conoscere, stranamente, ma non è una cosa strana, è proprio il pensionato con redditi tante volte più bassi, cioè diciamo medio-bassi, ecco. Non è il pensionato che ha una pensione elevata che è diciamo, attratto dal gioco. Perché diceva che la vincita è una motivazione. Perché Certo. tante volte non gli interessa cioè, l'illusione, diciamo, questa forma, no, che possa risolvere magari un suo sogno, un suo problema attraverso una vincita. Questo fa da attrazione. Allora per questo, e di norma poi sono pensionati anche che magari hanno una maggiore fragilità, anche determinata anche da altre patologie. Certo, quindi... Perché sappiamo che alcune patologie abbassano, come diceva il dottore, la capacità di usare il freno. Ecco. Poi se mettiamo anche che non c'è il controllo sulle uscite, difatti da alcuni dati che emergono, quando c'è il pagamento della pensione, improvvisamente i giochi, la spesa per il gioco si innalza, vero? Cioè i primi giorni del mese no, improvvisamente ha una forte crescita ed è legata alla possibilità, alla disponibilità. Ecco, la cosa che molte volte fa pensare è, ma non potrebbe, cioè, perché fa pensare due cose. La prima, che c'è qualcuno che rinuncia anche a curarsi per avere i soldi, cioè pensiamo alla cura. Cioè noi abbiamo dei dati che molti pensionati, una percentuale di pensionati, trascura le proprie cure perché ha disponibilità economiche insufficienti. E poi si scopre che magari... E poi magari si scopre, oppure anche avvicinarsi. E questo purtroppo è un dato che a noi non possiamo accettare, perché l'impegno che abbiamo come sindacato è di non lasciare nessuna forma che porti il pensionato a essere abbandonato, deve vederci indifferenti. Non vogliamo essere indifferenti. No, per noi è una forma di attenzione che non voglio dire primaria, per carità, perché ci sono molte altre, l'assistenza, la sanità e così via, però questo per noi è sicuramente un obiettivo che vogliamo perseguire. Certo, ed è la ragione per la quale lo approfondiamo, appunto supportati da esperti. Lei mi diceva appunto che c'è questa vulnerabilità, c'è una predisposizione? Sì, secondo me sì.
Ci sono studi, tanti Sì, studi sì. su questa questione. Per esempio, Eh. per esempio c'è una fascia di popolazione che si chiama sensation seeking. Sono le persone che vanno in cerca delle emozioni forti. È proprio un temperamento. Se noi ci Quindi pensiamo... qualcosa di anche genetico? Sì, No? soprattutto genetico. Quindi Soprattutto anche... genetico. Che poi, allora, questi sensation seeker, che succede? Che loro devono fare delle cose che gli diano un'eccitazione in più. In più. Quindi Cioè, anche l'attività sportiva potrebbe essere... per esempio, però finché vai sull'attività sportiva sono i Sì, ti maniaci fai- dello sport, Esatto. sono Infatti, anche atleti, certo. cioè sono persone Però che... mi piace soffrire per queste... Esatto, che canalizzano questa cosa. Tutti noi abbiamo degli amici che li vedi che fanno delle cose assurde. Certo. Tante volte il rischio è quello che si fratturano più spesso perché effettivamente si Però mettono a gli piace rischio. questo brivido, questa sensazione. Quando abbiamo un temperamento del genere non valutiamo il rischio in maniera adeguata. Cioè sembra che quella valutazione, che significa pianificare, salti. Nel caso del gioco, per esempio, non valuti che cosa? La ricaduta sulla tua salute, sul tuo, chiaramente, la capacità finanziarie. Non le valuti finché giochi, ti tuffi. Parlando, che ne vedo e ne ho visti parecchi di persone con questo problema, sono quasi ipnotizzati lì, sono preso dall'accitamento. E la cosa interessante, no? Che dico, ma possibile, no? Che non te ne accorgi? Ce ne accorgiamo dopo, ma immediatamente c'è un periodo di depressione, perché chiaramente quando non c'è più la dopamina sparata, Scende a manca, picco. e quindi manca l'energia, e ci troviamo in uno stato, come dire, di mancanza di energia, di forze, un po' uno stato depressivo, possiamo dire. Questo stato depressivo non dura più di tanto, perché immediatamente il cervello ci dice, ok, per alzarci trovi i soldi e vai, che starai sicuramente meglio, perché trovi Come le una droga? Che Certo, è lo è. È una droga. Lo è, nella stessa identica maniera, uguale. Questo è molto importante. Tra l'altro c'è un'anomalia anatomica, ne accennavo, ho guardato un po'. Questo vuol dire che si trasforma il cervello, la corteccia cerebrale frontale, va a modificarsi, oppure c'è già una predisposizione appunto genetica, tale per cui c'è una maggior fragilità. In certi soggetti può capitare, in altri no. Certo, sono le due cose assieme sempre. Diciamo sempre che c'è la genetica e l'epigenetica, cioè quello con cui noi nasciamo come patrimonio, come disposizione, e poi quello che arriva invece dall'ambiente. Per esempio, noi sappiamo che il cervello si modifica in determinati momenti della vita particolare, che sono i traumi. I traumi modificano il nostro cervello. Se noi ci pensiamo, i traumi per esempio della guerra, i traumi dei lutti, i traumi dell'emigrazione, cioè tutto quello che ci modifica l'assetto in termini emotivi, ci modifica il cervello. Nel caso delle dipendenze, tra cui il gioco d'azzardo, si modifica che cosa? Quella parte che dovrebbe controllare, che è il prefrontale, è la parte più evoluta del nostro cervello, è quella che ci permette di convivere assieme, di adeguarci alle norme, di capire ciò che c'è utile da quello che non c'è utile, da quello che ci porta, come dire, del bene e dell'utile, da quello invece al contrario, che ci porta alla malattia e il malessere. Salta questo, salta il controller, pacchete. Però, attenzione, la notizia buona è che abbiamo la plasticità del cervello. Infatti io lo stavo cercando, ma da questo se ne viene fuori. Sì. Perché il cervello appunto sia in senso negativo che anche in senso positivo c'è questa plasticità, Certo. no? Immagini che se il cervello lo stimoliamo solo in un modo, è chiaro che la maggior parte dei circuiti dipende ed è focalizzato a quell'attività, a quel comportamento, a detrazione degli altri circuiti, no? Ed è per quello che chi ha problemi di gioco d'azzardo o di altre sostanze, la testa è tutta lì, cioè tutta la sua esistenza ruota lì, perché perde di valore, come dire, meno attività alle altre parti del cervello. Pertanto, cercando con la persona di staccarlo, di aiutarlo ad evitare,
permette al cervello di riattivare. Però si va a fare la subisce come una violenza, quindi le reazioni potrebbero essere anche come fai questa persona a staccarla da questa... Esatto. La si fa. Abbiamo imparato come farlo, per esempio c'è tutta un'attivazione, un sostegno dalla famiglia, delle persone che sono a loro vicine, che è molto importante. La maggior parte delle persone che accedono al servizio sono accompagnate, non vengono da sole. Ecco, infatti quella risposta è questa, ci sono questi servizi SERD, Sì. abbiamo anche una mappa interessante, servizi di contrasto al disturbo del gioco d'azzardo, Sì. Dove si vedono le varie USL, dove ci sono queste sedi Sì. che aiutano a fare un percorso di consapevolezza e di recupero. Sì, Da proprio. soli è difficile uscirne. Da soli è difficile, non è impossibile, perché nell'attività umana, nel comportamento umano, nulla è possibile. Io ho questa cosa, sono un positivo per natura, ecco la mia disposizione alla vita. Una forza di volontà, certamente sì. Esatto, va in qualche modo come dire, rinforzata, riattivata. Cioè la persona che ha questi problemi deve sentire che attorno a sé c'ha chiaramente delle altre persone, quindi dei familiari, degli amici, che lo possono sostenere, perché un aspetto che crea inibizione alla richiesta d'aiuto è la vergogna. Infatti sto pensando proprio a quello, perché soprattutto quando uno si considera malato, ancora di più si vergogna, perché Certo. uno si sente meno di altri. Esatto, deve confrontarsi veramente con la ferita, no? Come diciamo la ferita del sé in termini scientifici, ma è la ferita che noi sentiamo nei confronti di noi stessi, di aver fallito, cioè è una condizione veramente umana, di sofferenza umana, il fallimento. E il fallimento è veramente, come dire, potente nel gioco d'azzardo, perché c'è un riferimento subito che è il denaro. Il denaro, senza denaro viviamo peggio. Quindi se uno non giocasse denaro, non proverebbe, non scatterebbe questo meccanismo? No, assolutamente. Cioè se metti una persona che è dipendente dal gioco d'azzardo davanti a questa macchinetta, ma non c'è il discorso del denaro, non giocherebbe. Certo, come tutti quanti noi abbiamo giocato a tombola, no? Ci siamo parlati Sì. prima, ma non è che passiamo la vita a giocare a tombola perché abbiamo giocato a Natale, come tutti gli anni con tutti i parenti. Cioè, è una situazione in cui trai godimento nel momento, nel qui e ora, però poi, come dire, si perde. Sì, sì, assolutamente. Cioè, non siamo più attratti. Cioè, il nostro cervello funziona per attenzione e quindi poi per raggiungere l'obiettivo. Noi siamo sempre diretti a ciò che ci piace, a ciò che ci serve. Quindi bisogna che queste persone sentano anche piacere nel fare questo tipo di attività. Attività nel senso di gioco? Di gioco. Certo. Perché poi ci vari tipi di gioco, vediamo il gioco a carte, la roulette, lo slot, ce ne sono di tutti, online, c'è di tutto e di più. Quindi deve piacere, ci deve essere anche un meccanismo di piacere per questo. Questo è la base. Questa è la base, i circuiti del piacere cosiddetti da circuiti della cioè come un po' come il sesso, cioè alla fine diventa uguale. Come piacere. Tutto quello che dà piacere nell'uomo, l'uomo tende a ripeterlo aumentando la frequenza e la durata. Quindi questi aggeggi tecnologici, Sì. togliamo le carte, togliamo quelli più tradizionali del gratta e vince, che comunque Sì. anche quello è una dipendenza, Sì. Sono fatti in modo tale da mantenere anche uno stato anche di eccitazione, Certo. per Lo cui sai bisogna avere questa consapevolezza. come avviene questo? Come fanno a mantenere l'eccitazione? Dando piccoli premi e frequenti. Cioè, se io ti do un premio, e io lo so, e loro lo sanno, quelli che programmano queste macchine, se io ti do un piccolo premio, il mio cervello tende a dire wow, ho preso il premio, adesso ripetiamo la cosa, perché mi aspetto di più. E intanto, punto, perdo e ogni tanto ti dà il premino. È quello che succede col gratta e vinci. Tu guarda, ho vinto un biglietto, ma guarda caso, no? Questa cosa del vincere poco induce il cervello a rigiocare. È veramente un meccanismo neurologico. Se vincersi tanto, smetto e... E basta.
Però c'è anche un'altra cosa da dire. Però il dipendente, anche se vince tanto, si gioca tutto. Esatto. Perché questo? Perché poi tra l'altro noi abbiamo la scienza e quindi la ricerca e la nostra attività clinica ci ha portato in qualche modo a individuare 3 categorie di giocatori, cioè 3 categorie per cui diventano, come dire, dipendenti. L'una nessuno ci può pensare, ma il primo gruppo sono persone che si chiamano condizionati dalla vincita, cioè una vincita gli ha condizionato la vita. Una vincita. Una vincita, basta una vincita potente. Lei va a giocare alle slot, no? Dice per una volta... O al casino alla roulette. Un casinotto alla roulette jet. Punto, bang, vinco 200, 300, 400 euro, se non di più. Dici, vabbè, adesso giochiamo un poco, poi me ne vado. Immediatamente il cervello va, lì. Ritorno, è stato facile vincere. Mannaggia, perché non ci ho pensato prima? Ed è così che quella personalità diventa dipendente. Ed è una personalità che però è sana, malata, predisposta? No, non c'è predisposizione. È la personalità in cui è più facile aiutarla. Perché è sana, però ha visto che c'è questa... Però è stata condizionata proprio dal contesto. Quindi è veramente, dopo il giocatore ha le cosiddette distorsioni cognitive. Sapete cosa sono le distorsioni cognitive? Sono dei pensieri strani che c'è solo il giocatore. È quello che per esempio pensa di avere il gioco il giorno fortunato, tutte le superstizioni. la macchina che è quella che vince, il numero, giusto, non so. il momento giusto, il numero. È quello che succede, immaginate, quando giocate all'Enalotto, no? Oppure all'Otto, semplicissimo, pacchete. Io gioco sempre il 18, perché il 18 sono nato, ok? Guarda, mannaggia, ho quasi vinto. È venuto fuori il 17 e il 19. Quasi, dice il giocatore. Cosa significa? Che la prossima volta punto. Invece non è che ha quasi vinto, ha perso. Ma il cervello, che tende sempre a dare un senso alle cose, lo dà secondo gli interessi. E quindi si crea queste idee strane. Per esempio, perché hai il tetto, no, incredibile di giocate che ti permettono di arrivare al jackpot, cioè al punto in cui uno aspetta di vincere i 5 milioni, 12 milioni, no? E dice, benissimo, ma se io continuo a giocare il 17, prima o poi verrà fuori quel cavolo di 17. E invece ogni giocata c'è la stessa possibilità che quel numero esca. Che esca oppure che non esca, chiaro. Ogni volta ritorniamo da capo. Quindi il primo giocatore è questo qui. Il primo giocatore è questo, cioè quello che si fa condizionare dalla vincita. Dice, se ho vinto così è stato facile, ritorno. Il secondo invece che regola l'emotività. Cioè ha bisogno di provare emozioni. Sì, perché è giù, perché è depresso, perché è triste, perché sta passando un brutto periodo e sente che nel gioco... Quindi questi sono anche luoghi di collettività individuale? Per esempio, esatto, cioè, il problema è che sono persone effettivamente che stanno passando un momento triste della loro vita o che continuano a vivere un momento triste e che trovano nel gioco l'eccitamento. Anche se il pensare, la speranza che la vita può migliorare. Cioè questa è veramente nella natura dell'uomo sperare, però il problema è quando viene incanalata sull'unico mezzo in cui non bisogna incanalarla, che è il gioco. Chiaro. E un'altra cosa, la terza tipologia? È quella più legata all'antisocialità. Si pensa che quello è il modo di fare soldi. Quindi questo è più easy, certo. Allora, proprio per giustificare, non riguarda solo gli anziani, non riguarda solo i pensionati, riguarda anche i più giovani, ricordiamocelo questo. Certo. Anzi, purtroppo per gli anziani magari esce, va in questi luoghi perché ha bisogno anche di uscire, di staccare, il giovane invece si appiccica al computer, al cellulare e fa di tutto e di più. Quindi questa è una patologia, perché i numeri sono veramente inquietanti. Il 42% dei giovani tra i 14 e i 19 anni ha fatto esperienze di gioco d'azzardo, il 5% ha giocato almeno una volta alla settimana. Il 25% degli over 65 ha fatto esperienze di gioco d'azzardo, il 16% con una frequenza almeno mensile, e il gioco risulta un'abitudine consolidata da oltre 10 anni per 6 giocatori su 10,
quindi un numero enorme. Il 12% ha sviluppato un approccio problematico al gioco. Questi sono dati Nomisma. Sì. Per far capire ai nostri telespettatori di cosa stiamo parlando. Siamo in chiusura, dottore, si guarisce? Sì, si può. Si può guarire? Si può guarire. Abbiamo detto i SERD, quindi rivolgersi ai pazienti. Allora, i SERD è il luogo d'eccellenza. E c'è un percorso terapeutico con farmaci, farmacologico oppure? E anche no. Anche no, dipende dalle persone. Le proposte terapeutiche sono sempre individualizzate, proprio attraverso che cosa? Il riconoscimento, innanzitutto le caratteristiche della persona, le proprie risorse oppure i propri limiti, perché sono le due cose che si bilanciano sempre. Sono professionisti ormai che sono anni che ci si occupa. E quindi si può aiutare questa persona ad uscirne. Esatto, e come no, certo, basta chiedere. Allora, quello che volevo dire, questa è una cosa molto importante. In chiusura. Esatto, che il SERD è gratuito, ecco, è una prestazione gratuita. Forse è l'unica completamente gratuita, basta telefonare ad un SERD e chiedere un appuntamento. Infatti mettiamo qua, stiamo vedendo US 3 Serenissima, nella fattispecie abbiamo appunto a grafica un'indicazione, ma poi ce ne sono anche altre. Se uno è di un altro territorio può chiedere in corrispondenza alla propria regione, e poi naturalmente, quindi questo è importante, è gratuito e di supporto ai cittadini, può aiutare, oppure ci può andare il parente per chiedere come dare aiuto a chi gli è vicino. Esatto, proprio così. E poi ci tenevo una cosa. Dal giugno dell'anno scorso è iniziato proprio nella piattaforma gestita da noi, la LUS 3, la formazione obbligatoria per i gestori. Ecco, quindi chi gestisce queste cose qui deve fare una formazione per è veramente importantissimo questo. E quindi se ci sono in ascolto i gestori, sappiano ma lo sanno, che entro il 30 maggio si devono adeguare alla formazione, è semplicissimo, è tutto online, non si devono muovere dalla loro attività. Però devono fare formazione. E quindi... sì, perché è un atto veramente di civiltà. Grazie. Allora, io ringrazio naturalmente il dottor Ermanno Margutti, che è responsabile scientifico del progetto Chiama e Vinci, un piano di attività appunto di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo dell'US 3 Serenissima. Ringrazio ovviamente Ivano Cavallina, segretario regionale dell'FNP del Veneto, per aver sollevato questo tema, averlo affrontato. Sarà necessario parlarne ancora, perché più ne parli più viene fuori e diventa meno vergognoso per chi è coinvolto, per i familiari, affrontarlo e portare una soluzione. Grazie a entrambi, naturalmente. Voi telespettatori lascio al break pubblicitario. Continuiamo con un'altra tematica sempre molto interessante, che riguarda sempre gli anziani, quindi dovete seguirci. A tra poco.